Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 7 maggio, puntata 144, puntata dove parleremo prima di tennis e poi del prossimo avversario del Cagliari, l'Udinese. Ricordiamo la partita sabato alle ore 15 all'Unipol Domus. Ma do il buongiorno anche a Francesco, ben trovato, ciao Fra. Buongiorno, guardati a sinistra che c'hai roba... No, bravo. Era abbassato. Bravo, buongiorno. Guarda. Molto bene. Ringraziamo tanto Nijolas per la maglia, ieri ci siamo incrociati, grazie davvero, è stato un piacere anche vederlo, perché tra l'altro ci conoscevamo già da tanto tempo, quindi un bel caramba che sorpresa. Tu come stai? Tutto a posto? Benissimo, e tu? Bene, sì, è stata già una mattina abbastanza piena. Ecco, vabbè, abbiamo dai. già diversi commenti, immagina Suki. Allora, Patrizia dice Angelozzi se ne va per 4 ragioni. Esatto. Sull'agenzia delle entrate. Buongiorno Pier Giorgio, con tanti se, con tanti ma dove si va? Faccio, buongiorno, finalmente vi seguo nella nostra isola, un buon per il weekend ragazzuoli, buon per il weekend anche a te, grazie mille. Daniele dice buongiorno, cosa approfondite oggi? Snoopy, buongiorno ragazzi, una giornata tranquilla, non la riusciamo mai a passare. Adesso questa cosa di Angelozzi e Polito spero non si concretizzi, iniziare nuovamente da zero ogni anno è snervante. Buongiorno, chiudiamo questa salvezza, buongiorno Gabri, buongiorno Pier Giorgio, buongiorno Agno, Dani, ben trovata. Buongiorno un po' a tutti ragazzi, grazie mille. Agnol 8. Agnol 8. Agnol 8, ecco. Agnol 8. Agnol 8. Quando c'è uno che ha un nick Agnol così, bisogna è vero, bisogna leggerlo bene, altrimenti viene persa la poesia del nick. Hai ragione. Scusami. Hai ragione. Allora, ecco, il nostro Matteo, ben trovato. Oggi stiamo seminando per la perturbazione il sabato sera. Perché com'è il tempo? Ma più che altro c'è un modo per far smettere di piovere ogni giorno a orari improponibili, tipo quando vado a prendere mia figlia a scuola, grazie. C'è in qualche maniera si può fare. Stai a casa al chiuso. Infatti devo insegnarmi a prendere il pullman, così sto a casa e lei si prende il pullman, è che è ancora troppo piccolino. Comunque parliamo di Angelozzi, così ci togliamo il dente subito. Esatto, assolutamente. Lo state già dando sentenze. Sì, l'animale è già morto prima del... cioè, mi sembra un po' esagerato, mi sembra molto esagerata questa posizione sul futuro di Angelozzi. A me al momento risulta che siano tutte fandonie e che Angelozzi resterà a Cagliari al momento, e poi magari tra una settimana non sarà più così, però al momento Angelozzi dovrebbe restare sulla sua scrivania, sulla sua poltrona di direttore sportivo, e quindi insomma la voce di Polito, da quello che mi risulta, sembra più essere un'autocandidatura buttata là, insomma, grazie anche a
a colleghi compiacenti, insomma, per far capire che nel caso lui ci sarebbe, ma insomma, da quello che sappiamo, Polito ha appena rinnovato col Catanzaro, sì. col Catanzaro, esattamente con la stessa clausola che legherà Pisacane al Cagliari la prossima stagione, cioè quindi con rinnovo automatico in caso di raggiungimento di obiettivo, in questo caso era il raggiungimento dei playoff, e quindi chissà che non sia anche in quel caso, no? Una forma di chiamiamolo di forcing nei confronti della società, per magari avere ulteriori garanzie, avere ulteriore potere, avere ulteriori, magari essere pagato anche meglio, perché no, in vista della prossima stagione, e nulla, questo è quello che ci risulta al momento. Poi ripeto, il calcio è cangiante, quindi magari veramente tra 2 settimane ci sarà la notizia in cui no, per cui appunto Angelozzi non sarà più il direttore sportivo del Cagliari, ma al momento è assolutamente prematuro. Al momento, appunto, ripeto, da quello che abbiamo ricostruito, Angelozzi non si muove. Poi vedremo più avanti. Però Diciamo che lo stato attuale è questo attualmente. le sue fonti, ognuno ha le sue. Esatto. Me l'ha detto Tizio, me l'ha detto Caio. Beh, adesso inizierà tutto il periodo X. Ripeto, tanti rumors. mi sembra anche molto strano, ribadisco, che Angelozzi venga messo in discussione quando ancora non si sa chi sarà a prendere le decisioni quest'estate in casa Cagliari, quindi è tutto quantomeno prematuro, Quindi da questo punto di vista, ragazzi, cercate di essere un po' più calmi, perché vedo già che ci sono già mille ragioni. Non è così, quindi attendiamo. Innanzitutto parliamo anche della sfida di sabato, perché adesso, al di là di tutto, il Cagliari deve ancora trovare l'aritmetica salvezza. Poi basta che la Cremonese non batte il Pisa, il Cagliari potrebbe anche perdere, però è ovvio che la partita di sabato è un'occasione per cercare, al di là della salvezza, anche di raggiungere quella quota 40 che era stata auspicata già da diverso tempo e che era stata messa un po' in stand-by, vista comunque i 2 mesi dove il Cagliari non riusciva comunque a vincere, non riusciva a trovare continuità, ma anche a livello di prestazione. Ora, prestazioni magari tra alti e bassi, però sicuramente la vittoria contro la Cremonese, la vittoria contro l'Atalanta, il pareggio di Bologna hanno un po' rimesso in carreggiata il Cagliari. Quindi fondamentale la parità di sabato, dove tra l'altro parleremo anche con l'inviato dell'Udinese Alessandro Vescini alle 10:40. Recupera Davis, perché da ieri in gruppo, quindi recupera un attaccante importante, che ha già fatto gol al Cagliari. Esatto, tra l'altro, e quindi una squadra che comunque andrà alla Domus per cercare comunque di giocarsela fino in fondo, perché l'Udinese è la squadra che batte Inter e Milan e poi magari perde in casa con la Cremonese. Quindi è una squadra molto umorale, con un ottimo allenatore. A me piace tanto Runjaic. Non era facile ambientarsi nel campionato italiano, però ecco, l'Udinese è una squadra che ha recuperato Zaniolo, possiamo dire anche questo, un giocatore che non si mette in dubbio il suo valore, però ecco, a livello caratteriale ha avuto diverse problematiche. Quindi un plauso anche all'Udinese da questo punto di vista, perché di questi tempi avere un calciatore italiano che può essere utile alla causa della nazionale non è mai scontato. Ma vedo che abbiamo già il primo ospite, quindi rimandiamo tutto a dopo. Esatto, perché siamo molto felici di avere con noi Martin Vassallo Argüello, direttore del Sardegna Open di tennis, il torneo di Cagliari che si è concluso domenica con la vittoria dell'azzurro Matteo Arnaldi. Buongiorno direttore, come stiamo? Buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
Ecco, è stata una gran bella manifestazione, no? Noi c'eravamo e lo possiamo testimoniare, il torneo di Monteurpinu, ricordiamo, Sardegna Open, l'ATP 175 Challenger, organizzato dopo la pausa dell'anno scorso, che non si fece perché appunto c'erano dei lavori appunto nella struttura di Monteurpinu, nel circolo di Monteurpinu. Quest'anno si è tornati in campo con un centrale rinnovato, con una rinnovata voglia anche, Martin, del pubblico cagliaritano di far parte di questo momento d'oro del tennis italiano, e quale migliore occasione di viverlo a Cagliari. Sì, come dici, è stato un evento di altissimo livello, e la cosa che ci fa più piacere è proprio sentire questa voglia del pubblico, no? Di essere vicino ai giocatori, di vederli anche negli allenamenti, nei doppi, non solo sul campo centrale, che forse è quello che si è visto di più anche direi sulla TV, ma anche su altri campi, no? Era veramente pieno, da lunedì in poi abbiamo avuto sold out tutti i giorni, e questo fa sì che ci venga ancora più voglia di dare il meglio, no? Noi come circolo, la federazione come proprietaria del torneo che lo mette a disposizione dei suoi giocatori, e insieme a tutto lo staff tecnico che scelgono anche la programmazione per fare questo torneo, e lo hanno fatto veramente bene, no? Seguendo la settimana di Madrid, consente che tanti giocatori che magari in altre occasioni non avrebbero giocato un Challenger, ma questa settimana hanno arricchito un tabellone che sicuramente è più da un 2,50 che da un torneo Challenger. Noi ci siamo goduti una finale che tranquillamente potrebbe essere un quarto di finale di Roland Garros, diciamo due giocatori di un livello altissimo, e in più la vittoria di un italiano che ci fa molto felici a tutti. Ecco, direttore, proprio su questo volevo fare una domanda, perché effettivamente l'impressione è stata proprio quella, cioè un 175 mascherato da almeno 250 se non di più. Cioè, pensiamo alla partita tra Berrettini e Urkac, no? Cioè, che qualche anno fa fu un quarto di finale o semifinale, adesso non ricordo, Semifinale, a Wimbledon. penso. Semifinale di Wimbledon, insomma, non stiamo parlando esattamente di bruscolini, ecco. E la bellezza è stata vedere appunto un livello molto alto, ma anche nelle partite che sulla carta, no, per numero di ranking dei protagonisti, dovevano essere magari un po' più a senso unico, o comunque magari con uno spettacolo inferiore. Penso per esempio alla partita che ho visto io con i miei occhi, cioè la semifinale tra Arnaldi e Cadenasso, che magari nel punteggio è stata abbastanza chiusa, però quello che si è visto in campo è stato molto equilibrio, molto bene anche il giovane Cadenasso. Insomma, Cagliari si conferma il trampolino per tanti giovani tennisti italiani, e non soltanto italiani. Sicuramente, e questo dà ragione al settore tecnico che condivide le decisioni con la federazione italiana, no? Sicuramente il principale obiettivo della federazione è di dare lo spazio ai suoi giocatori per prendere punti, per prendere fiducia, per giocare partite. Ricordatevi che il fatto di avere tornei in Italia non solo favorisce a livello economico il fatto di dire giochiamo vicino a casa, ma anche la possibilità di girare con uno staff molto ricco, che sicuramente, se questo torneo fosse lontano da casa, non sarebbe facilissimo portarlo. Quindi la decisione di Davolandri o di tutto il settore della federazione che fa che questo torneo si giochi è proprio pensando a ragazzi come questi che hai nominato, no? Quindi ogni anno vediamo dei giovani, dei ragazzi che ottengono la wild card, magari che entrano per poco, e che qualche anno dopo li vediamo già nei primi 100. Quindi vedere Berrettini in un'etappa diversa della sua carriera, riprendere fiducia, riprendere costanza, giocare così bene 3 partite a un altissimo livello, sicuramente per lui è una buona cosa pensando nel futuro. Lo stesso Matteo, no? Lui sicuramente è quello che si evidenzia di più perché ha vinto, lo avete sentito parlare quanto era contento. Però anche vedere Velucci, vedere Cadenasso come hai detto tu e tanti altri, non vorrei dimenticarmi di nessun italiano, che sono tanti che ne approfittano di questo torneo per quello che viene a futuro. Ecco, l'altra domanda che mi è venuta in mente appunto in questi giorni, visitando un po' appunto il circolo e tutto, l'impressione era davvero che ci fossero stati altri 1000 posti in più
sarebbe stato riempito. Cioè, veramente la grande fame di tennis di Cagliari, ma non soltanto, perché io personalmente ho riconosciuto anche amici che venivano da fuori provincia, insomma, anche dal Nord Sardegna, e quindi questo si conferma appunto anche come il momento d'oro del tennis. Quindi l'anno prossimo puntiamo ad avere ancora più persone. È una provocazione, ovviamente non decide lei, però. Sì, speriamo di poter farlo. Ovviamente è una sfida su ogni punto, non solo per mettere più posti, ma anche perché devi poi dare servizi a tutte le persone che sono in più, Certo. quindi vuol dire anche una logistica diversa, lo quale delle volte vuol dire stravolgere un po' i piani della propria ATP. Non ci dimentichiamo che c'è anche l'organizzazione a livello mondiale che gestisce il tennis, che ha bisogno di certi spazi per i giocatori, per gli allenatori, principalmente loro devono avere tutto quello che serve, quindi dobbiamo fare il bilancio. Sicuramente faremo il meglio per poter accontentare più persone all'interno del torneo, perché come hai detto tu c'è stata molta richiesta, molta gente che voleva vedere, e anche perché una caratteristica particolare, no? Nei challenger tu ti senti veramente vicino dei giocatori, perché li vedi passare a fianco, sono molto meno distanti rispetto di magari un torneo grande o uno slam, quindi la gente si sente veramente bene, sono vicini, si possono. Qualcuno è riuscito anche a parlare due parole chiedendo come mai ha fatto una scelta e non un'altra, anche permettendosi di dare qualche consiglio tecnico, quindi è stato anche divertente vedere questo. Sì, un aspetto molto umano, ecco, sicuramente questo emerge, no? Questo emerge. L'altra domanda che le faccio è, visto l'anno di stop, no? Quindi cosa ha visto o quali miglioramenti ha visto tra il 2024, per capirci, l'anno in cui ha vinto Navone in finale contro Musetti, giusto per dire un nome a caso, e l'edizione di quest'anno? Bueno, aggiungo un altro nome, come dici tu, che a noi ha fatto impressione, no? E non ci dimentichiamo che ha giocato Ben Shelton, no? È venuto da noi, e Verissimo, Tiafoe, Tiafoe. giocatori che magari non sono arrivati in finale, ma hanno arricchito molto il torneo. Lo stesso Darderi, che quest'anno era pronto per venire, ma è andato avanti a Madrid. Quindi queste cose erano di quelle che parlavamo prima, no? Un livello dei giocatori veramente altissimo. Sì, io lo penso quest'anno, direi più come un anno di transizione, nel senso che è vero che certe opere del circolo, certi lavori sono stati già fatti, come il centrale e altre piccole situazioni, però il circolo ancora sta crescendo la struttura, ancora deve fare altri due campi e deve ancora sistemare situazioni molto legate all'interno del circolo che forse non si vedono da fuori, no? Ma la palestra che viene arricchita, lo spogliatoio che viene arricchito, che fanno che i giocatori siano ancora molto più comodi. Quindi quest'anno direi che è un anno di transizione, il circolo è completamente diverso da quello che era 2 anni fa, molto più piccolo rispetto a quello che siamo riusciti a mettere a disposizione del torneo, quindi è stato un torneo molto più compatto, però sicuramente ci piacerebbe offrirlo al 100% e fare che più bambini delle scuole possano venire, che possiamo attivare tutti i progetti che la federazione ha per portare la gente non solo a giocare, ma avere anche un'esperienza di gioco all'interno del circolo, come abbiamo fatto 2 anni fa, e che purtroppo quest'anno, non avendo tutti questi spazi o avendo gli spazi bloccati per i lavori, non siamo riusciti a fare. Quindi sicuramente l'anno prossimo vedremo un torneo molto più bello rispetto a quest'anno. Anche perché poi bisogna sempre ricordarlo anche, insomma, la quasi unicità di avere un circolo al centro di Cagliari, comunque raggiungibile sia coi mezzi ma anche a piedi, insomma, perché poi la verità è anche quella, non è una cosa così comune e così semplice. C'è una domanda di Davide, direttore, che le giriamo subito, che dice: come procedono i rinnovamenti in ottica di diventare 250 in pianta stabile? Perché un torneo con tennisti così non può essere un challenger per sempre, che poi è un po' quello che si lega al discorso delle strutture a quello che fa sempre il presidente Binaghi, no? Ogni volta che può parlare della sua città batte spesso il tasto delle strutture, in questo momento per esempio del palazzetto, il nuovo palazzetto che dovrebbe essere costruito vicino allo stadio, quindi nel parcheggio Cuore, nel quartiere di Sant'Elia. Ecco, quanto effettivamente poi anche il discorso delle strutture anche nel tennis diventa un problema, un po' come in tutti gli altri sport in Italia.
Allora, sono due domande diverse, molto legate, ma da un punto di vista strutturale è molto importante avere tutto quello che chiedono gli organismi internazionali, sia l'ATP, sia la WTA, che è quella che gestisce il tennis femminile, sia la ITF, che è quella che gestisce per esempio la Coppa Davis o la Billie Jean King Cup, per poter avere delle grosse manifestazioni e poter portarli a Cagliari. Questo è un aspetto, quindi tutto quello che riesce a fare il TC Cagliari, ma anche la città con Palazzetto, con altre strutture, dà molta più possibilità alla città di avere questi grossi eventi. Dall'altra parte non so, o bisogna almeno riflettere molto perché vogliamo che il torneo sia 2,50, quale sarebbe l'obiettivo? Perché se vogliamo che sia questa settimana, per forza deve essere un 175, perché mentre si sta giocando un Master 1000 non possono esserci tornei di 2,50. Per avere migliori giocatori di questi, non penso che un 2,50 porti migliori giocatori di questi. Penso che abbiamo una specie di gioiello, no? È un evento unico, molto particolare, che accade in una seconda settimana di un Master 1000, prima di Roma, molto vicino alla città dove si gioca il prossimo Master 1000, quindi porta dei giocatori del livello molto più alto rispetto a quelli che portano i 2,50, quindi è vero che è bello dire adesso è diventato 2,50, però bisogna riflettere un po' sui benefici. Poi se in un'altra data, in un altro momento, se vuole fare un 2,50, come si può pensare a fare un WTA, si può riflettere tranquillamente, ma da ex giocatore, da ex allenatore, da appassionato del tennis, io questo gioiello lo proteggerei al massimo e lo terrei perché è veramente un evento unico. Infatti questa è la risposta che secondo me chiarisce meglio, al meglio proprio il discorso. Luca, hai una domanda per il direttore? Sì, io farò una domanda al direttore riguardo un po' il movimento del tennis in generale, perché c'è stato un una grossa affluenza, ma in generale c'è voglia di tennis. Al di là di Sinner, c'è proprio un mondo sommerso. Ecco, Cagliari come si pone a livello nazionale da questo punto di vista? Qual è l'obiettivo a breve termine? Allora, noi diciamo, abbiamo diversi obiettivi. Dal punto di vista formativo, il TC Cagliari è una scuola di formazione giocatori, formazioni maestri, è un circolo sociale che condivide tra progetti dei ragazzi di 3 anni fino a adulti di tutte le età. E l'obiettivo è diventare anche un posto di sviluppo giocatori che diventino poi professionisti. E questo è uno degli aspetti che stiamo spingendo molto, lavorando molto, e avere tornei di questo stile accelerano un po' il processo perché i nostri giocatori lo possono vedere. Insieme a questo c'è il rappresentare al TC Cagliari, ma non solo, anche alla Sardegna a livello nazionale alto con le squadre del massimo livello. Non dimentichiamoci che ci sono solo 8 squadre di Serie 1 in tutta Italia e il TC Cagliari è una di quelle squadre con una A1 femminile di altissimo livello, una A2 di buon livello, Serie B, Serie B2, quindi riempie tutti i gradini delle squadre. E questo è un aspetto molto importante. Poi, parlando specificamente dei grossi eventi, il circolo è sempre stato un circolo che ha ospitato Coppa Davis, Billie Jean King Cup, tornei 250, 175, ma anche a livello regionale fa campionati sardi, fa campionati italiani di seconda, fa un BNL che è una prequalificazione per il Master di Roma, quindi diciamo che prova a essere uno dei circoli che supporta questo enorme e fantastico sistema del tennis italiano, fa parte di questo sistema, di questa rete, e prova a essere sempre di più contributo per fare che i giocatori italiani emergano e continuino a riempire i tabelloni principali del mondo. Sogno sicuramente con che un giorno un ragazzo che esce da Cagliari, che si allena a Cagliari, che si forma in Sardegna, possa arrivare a livello professionista. Ci sta. Direttore, la salutiamo, la ringraziamo chiaramente per essere stato con noi. Con una battuta: il Martin Vassallo Argüello giocatore avrebbe voluto giocare il torneo di Cagliari settimana scorsa? Sicuramente. Guarda, delle volte uno dice sono contento che vengono, è vero che per venire devono perdere a Madrid, quindi delle volte non è facile il nostro ruolo, no? Di andare a ricevere ragazzi che hanno perso a Madrid, però va sempre bene, come abbiamo detto per esempio con Darderi, quest'anno non è riuscito a venire, l'ho visto a Madrid, aveva tutta l'intenzione di venire.
per bene suo è arrivato la seconda settimana di Madrid e siamo tutti felici di vederlo là, quindi Certo. da giocatore mi avrebbe piaciuto sicuramente essere qua. Grazie davvero Grazie a a Martin voi. Vassallo Argüello del TC Cagliari. Direttore, l'aspettiamo presto perché è sempre un piacere Grazie mille. parlare con lei. A presto e buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Grazie mille, gentilissimi. Ciao ciao. Alla prossima. Ciao. Eccoci qua. Eccoci qua. Bello spaccato, no? Sì, anche perché comunque... Anche per chiudere un po' il cerchio del Sardegna Open, visto che l'abbiamo seguito insomma con così tanta cura e passione, proprio perché comunque un po' quello che diceva il direttore, no? Un gioiello lo ha definito. Effettivamente poter vedere questi giocatori, cioè io con i miei occhi ho visto appunto davvero appassionati comuni di tennis, parlare con Arnaldi ancora in ciabatte, ancora prima di farsi la doccia per andare in conferenza. No, allora, ma a quel punto lì, oppure con Cadenas uscito magari anche un po' arrabbiato, un po' deluso per la sconfitta. Dai, ma vedrai che arriverai in fondo, vedrai che farai carriera. Ecco, insomma, sono elementi non banali, secondo me, che poi aiutano, no? Anche il fatto che il tennis sia uno sport appunto un po' più umano. Certo, noi adesso abbiamo in mente Sinner, abbiamo in mente Alcaraz, abbiamo in mente i grandi campionissimi, inavvicinabili oramai. Però ecco, anche poter farti il selfie, una battuta con Berrettini, cioè credo che siano tutti elementi favorevoli aiutano il movimento, il tennis possa diventare sempre più sempre meno sport elitario, perché a lungo il tennis è stato visto come uno sport elitario e invece può diventare sempre più uno sport popolare e di questo insomma bisogna sempre, poi per quanto riguarda in Italia, bisogna fare sempre i complimenti e togliersi il cappello di fronte al lavoro di Angelo Binaghi. Va bene, chiudiamo il discorso tennis, torniamo a parlare di Cagliari in attesa poi di parlare anche di Udinese, perché c'erano alcuni temi, no, che erano rimasti sospesi. Sì, stavamo parlando un po' prima dei recuperi in casa Udinese, però ne parliamo poi con Alessandro. In casa Cagliari abbiamo detto di Liteta, abbiamo detto di Deiola, Mazzitelli. Ecco, secondo te può riuscire a recuperare Mazzitelli almeno una convocazione per la sfida con l'Udinese? Ma perché no? Però non me lo vedo in campo, ecco, sicuramente. Non lo vedo in campo, sicuramente non me lo aspetto in campo. O poi magari succede, però al momento non mi sembra. Perché tu a quel punto avresti sicuramente Gaetano, avresti a dopo, e poi l'alternativa sarebbe Sulemana, perché facendo un po' la conta a centrocampo non vedi grosse alternative, a meno che, e qui mi porto un po' su quello che sarà la formazione sabato, non porti Folorunso a centrocampo e davanti Palestra, Esposito, e poi ci sarebbe quella casellina come del riferimento in avanti, dove io ti dico, ad oggi io vedrei Mendy di nuovo dal primo minuto, visto un po' tutte le situazioni. Cosa pensi? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Per rispondere ad Andrea, sì, ho visto la prima partita, non ho visto la seconda, quindi non ho visto Burruchaga Urkac. O meglio, sono rimasto lì, ma non l'ho visto niente perché ero in sala stampa per fare Arnaldi. Nulla, insomma, però sì. Per quello che dico, ho visto una bella manifestazione. Giusto per chiudere proprio il discorso tennis. Ok. Quindi ritornando un po' sul discorso del Cagliari, ti aspetti più Mendy di Kilixoi ovviamente in campo? Sì. Assolutamente sì, per mille motivi. Magari stupisce e ci vediamo Kilixoi dal primo minuto a sabato. Ma. Non lo so. Vediamo un po' se ci saranno news da questo punto di vista. Mi stupirei tanto.
Ok. L'ho detto 10 volte, dovrei averlo detto 10 volte, quindi, Quindi penso che si capisca. difficile un Kilixoid che si dal primo minuto, possiamo capisca, metterla così. il mio stupore eventuale. Sì, Ci sì, sta, sì, ci sta. sì. E invece in difesa, sul discorso Dossena Rodriguez, potrebbe Rodriguez è essere ancora indifferenziato, oggi no, vabbè, oggi quindi vedremo quale sarà anche il report odierno, perché oggi siamo già a giovedì, la partita tra 2 giorni, non 2 settimane, 2 giorni. non me lo È aspetto in ovvio che se campo. dovesse essere Magari indifferenziato col anche oggi, Torino, ecco. sì, 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 Magari sì. col Torino. Assolutamente. Quindi comunque Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert, a dopo Gaetano, Sulemana e poi lì davanti potrebbe anche essere confermati 3 di Bologna, ovvero Palestra e Foloruscio con Esposito riferimento in Ma avanti. se gioca Mendy, Foloruncio gioca a centrocampo. No, come ulteriore opzione, stiamo Come ragionando sul ulteriore fatto opzione, qua, ma sì, nel senso che spero di magari no. io spero di vedere Mendy dal primo minuto, anche per vedere un po', sai, un conto è la prima volta dal primo minuto, l'abbiamo visto anche quando è subentrato, che comunque è un giocatore che ha tanta fame, con l'Atalanta hai trovato 2 gol nei primi 8 minuti. Vediamo poi con l'Udinese, anche perché l'Udinese là dietro, insomma, ma in generale è una squadra molto fisica l'Udinese. Non ci sarà Cabasele che è squalificato, dovrebbe giocare Bertola che dovrebbe recuperare, ma chiederemo poi ad Alessandro e poi vabbè, Christensen e Solé mi pare che non abbiano bisogno di presentazioni, Intoccabili. soprattutto Beh, anche Christensen che ha Solé. segnato all'ultima, quindi. Sì, no, è una bella squadra l'Udinese, attenzione. Io, non a caso è da oltre 30 anni in Serie A, quindi Esatto. sicuramente da questo punto di vista non gli si può dire niente. E sono anche bravi nel mix tra giovani, stranieri, italiani che magari devono Italiani recuperare Bagosu. pochi, è Italiani vero? pochi, Sì, sì, molto sì, pochi. sì. È molto più internazionale l'Udinese, in Molto primis pochi. l'allenatore. E chi hanno come italiano? Bertola, hanno Zaniolo, Hanno il eh, secondo e terzo portiere. Padelli, sì, Padelli, e poi basta, mi pare. Eh sì, Atta, Kellenkamp, Karlstrom, sì, Zanoli sì, che è infortunato. Zaniolo infortunato. È vero, ne hanno veramente pochi. È vero. Ne hanno tipo 3-4, più magari qualche giovane, vabbè, però diciamo che da questo punto di vista è sempre stata Sono questi. una squadra abbastanza internazionale. Ecco, Davide dice, speriamo che ce l'abbiamo sabato di vedere Albarracin esordire, se non sabato magari contro il Torino. E anche questo è sicuramente un approfondimento, perché comunque Albarracin è un altro di quei giocatori, forse, anzi no, personalmente mi aspettavo sicuramente più minutaggio, però ovviamente sempre il solito discorso, non vedendo gli allenamenti, non vedendo il giocatore, evidentemente vedendolo più in primavera che in prima squadra, evidentemente non è stato ancora reputato idoneo ad avere continuità in Serie A, però a salvezza acquisita io comunque mi aspetto un po' più di minutaggio sia per lui sia per Ratering, fra. Beh, soprattutto per Albarracin, perché Albarracin è stato pagato. È stato pagato 2 milioni e mezzo, 2,5. quindi per la metà di fatto. Cioè, come ben sappiamo, c'è il solito discorso della clausola di rivendita del 50%, che è come se fosse una sorta di comproprietà a 2.0. Nascosta. Ecco. Esatto, l'evoluzione. Esatto, e quindi è un giocatore su cui il Cagliari ha investito. Appunto, posto che il Cagliari non mi sembra in questi anni che sia stata una squadra che ha sprecato molti soldi dal punto di vista degli investimenti sui giocatori in entrata, mi farebbe molto strano, ecco, pensare che il Cagliari non intenda davvero puntare a medio termine su un giocatore come Albarracin, perché insomma, detto che poi appunto non l'abbiamo mai visto di fatto all'opera, se non in quella famosa partita contro il Torino in primavera. Quindi insomma, però è chiaro che è un giocatore che intriga
giocatore che intriga, un giocatore che piace, anche perché poi, insomma, lo sappiamo, il tifoso del Cagliari, nello specifico, quando c'è un giocatore esotico, ha sempre una passione in più, lo si vede anche con Chilixo, giusto per dire. Sì, a Pisa abbiamo visto 10 minuti in una partita oramai morta, quindi insomma tenderei a non valutarlo, anche perché poi quanti palloni gli hanno passato a Pisa al povero Albarrasi? Credo forse 2, ecco, in tutta la gara, Forse se glieli hanno dati, quindi insomma lo vogliamo vedere all'opera, ma anche lui, io anche nel suo caso, in quello di Ratering, se vi ricordate quello che io dico sempre su Chilixo, cioè io spero che il Cagliari lo riscatti e poi possa fare tutta la stagione dall'inizio con il Cagliari, perché gli farebbe bene lavorare dall'inizio, anche proprio nel discorso tattico, per capire meglio quello che chiede l'allenatore. Ma io mi aspetto che l'anno prossimo possa avere più spazio, perché ripeto, se no non l'avrebbero pagato così tanto, ecco. Sono d'accordo. Nel frattempo, ok, arriverà. C'era ed è sparito. Esatto, stavamo preparando tutto per farla entrare, vabbè, arriverà, sicuramente sta trovando un'altra location. Invece ti chiedo su Zappa, perché cosa vuoi sapere su Zappa? c'è la possibilità, secondo te, nelle ultime giornate che possa avere più minutaggio rispetto alle ultime settimane? Me lo auguro per lui, anche perché il Cagliari in questo momento, secondo me, ripeto, se dovesse salvarsi ufficialmente contro Torino e Milan, mi aspetto un po' più di spazio a giocatori che ne hanno avuto meno in questo momento, quindi, e lui è sicuramente uno dei candidati. Ripeto, lui ha avuto la sfortuna di farsi male nel momento in cui è rientrato Zé Pedro al massimo della forma. E come fai a togliere Zé Pedro? No, onestamente, come fai? È quello più continuo, è quello che comunque ti sta dando maggiori garanzie, è vero, verissimo, assolutamente. Comunque abbiamo il nostro ospite, quindi lo facciamo entrare. Eccoci qua. Ciao Alessandro, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ciao, ben trovato. Alessandro Vescini di DAZN, lato udinese, tutto udinese. Ale, ti chiedo subito come sta la squadra, perché ho visto che Davis è rientrato in gruppo, non ci sarà Cabasele, dovrebbe essere recuperato anche Bertola, che a questo punto potrebbe anche partire titolare. Sì, la squadra sta molto bene, il periodo ovviamente positivo, ci avviciniamo alla fine della stagione, l'Udinese con la vittoria netta contro il Torino ha raggiunto quota 47 punti, ovviamente è un risultato importantissimo perché vuol dire eguagliare il record di punti dell'era post Guidolin, quindi è il miglior risultato assieme alla stagione con Cioffi in panchina da 13 anni, quindi ovviamente l'umore alle stelle perché mancano ancora 3 partite, quindi questo record adesso l'è eguagliato, si può addirittura superare, è un buon momento, rientrano dei giocatori che ovviamente sono importanti per la squadra e quindi adesso il clima è molto sereno e positivo. È chiaro che in questo momento l'Udinese non è che ha tanti obiettivi di classifica, perché ormai possiamo dirlo, la stagione udinese è pressoché finita dal punto di vista di risultati sportivi, però ci sono dei risultati importanti da conseguire, ovviamente degli obiettivi di squadra, degli obiettivi personali di alcuni giocatori, alcuni magari si devono anche mettere in condizione per andare al mondiale, penso allo stesso Carsten che adesso ha avuto un affaticamento ma poi sarà presente al mondiale con la Svezia, quindi ovviamente c'è voglia di chiudere bene l'anno e c'è voglia di cercare di fare il maggior numero di punti possibili. Per quanto riguarda i giocatori assenti, c'è stato un parziale rientro in gruppo sia di Davis che di Carson che di Bertola, che sono un po' 3 recuperi importanti, soprattutto quello di Bertola e di Davis, perché Bertola, come hai detto bene tu Luca, non essendoci Cabasele per squalifica, potrebbe dare un po' di aiuto dietro, visto che la coperta è abbastanza corta, mentre davanti Davis è un giocatore insostituibile e diciamo che la prima sliding door della stagione dell'Udinese è arrivata con l'infortunio di Davis, siamo attorno a febbraio, l'Udinese perde 3 gare consecutive, 3 gare alla sua portata contro Sassuolo, Lecce e
e Bologna, e in quelle 3 partite l'Udinese diciamo che ha detto addio a fare un campionato importante, ecco, magari andare a dare fastidio all'Atalanta, a quelle squadre lì. Quindi a quel punto di vista lì è chiaro che è un giocatore veramente importante, ormai è diventato un punto fermo della squadra, è diventato anche un punto fermo della Serie A, perché poi dopo la fortuna nostra, del nostro lavoro, è vedere le nostre realtà locali, ma anche confrontarle con realtà nazionali, e come di giocatori come Palestra io non ne vedo tanti in giro in quel ruolo in Italia, di giocatori come Davis posso dire la stessa cosa. Assolutamente. Andiamo poi su un altro giocatore che ne stavamo parlando prima con Francesco, ovvero, posso dire, mi ha stupito, ovvero il recupero di Zaniolo. Perché comunque Sì. Zaniolo mi pare che non sia mai da mettere in dubbio dal punto di vista tecnico, però dal punto di vista caratteriale, insomma, possiamo parlarne. E a Udine ha trovato probabilmente l'ambiente ideale, un ambiente che l'ha coccolato, un ambiente che l'ha messo magari anche al centro del progetto, che ha voluto recuperarlo. E al di là del fatto che mi pare non segni da 10-11 giornate, però non è mai stato un bomber Zaniolo. Zaniolo è quel giocatore che ti fa la giocata, mette magari il giocatore in condizione di segnare, ricordiamo anche all'andata i gol che sbagliò nella sfida contro il Cagliari, però possiamo dire che da questo punto di vista è sicuramente un giocatore recuperato Zaniolo a Udine. È un giocatore recuperato per il movimento italiano intero. Certo, Ricordiamoci sì, che ovviamente. Zaniolo era finito un po' ai margini, era quasi in una parabola discendente della sua carriera, nonostante abbia 26 anni. Quest'estate, con il mondiale alle porte e ancora la speranza di qualificarci da parte dell'Italia, Spalletti, che era ancora CT della nazionale, quest'estate disse chiaramente a Zaniolo: o vieni in Italia e io ti posso mettere in considerazione tra i possibili convocati, o se fai panchina al Galatasaray non avrai mai la porta aperta in nazionale. Quindi Zaniolo ha voluto fortemente tornare in Italia, ma nessuno lo voleva in Italia Zaniolo, perché questo c'è anche da dire. Ha provato a chiedere a altre squadre, magari anche più blasonate dell'Udinese, ma nessuno lo voleva. E l'Udinese è stata brava perché sia dal punto di vista economico della trattativa ha fatto un vero e proprio affare, ma soprattutto, come dicevi tu bene Luca, è stata forse l'unica squadra, o forse la prima vera squadra nella carriera di Zaniolo a metterlo al centro di un progetto. Lui ovviamente ha una carriera straordinaria, ha giocato in squadre fantastiche, però è sempre stato uno dei tanti e non è mai stato il leader, sia tecnico che numero 10, che di spogliatoio. E quindi da quel punto di vista lì Udine l'ha coccolato. Udine ha una storia importante nel saper, passatemi il termine, anche se è brutto da dire, resuscitare i giocatori. Stefano Fiore a inizio anni 2000, pensando a un esempio più recente, Florian Thauvin, che era caduto in depressione in Messico, torna in Italia e adesso addirittura stava a momenti per vincere la Ligue 1 contro il PSG dei fenomeni. Quindi è chiaro che l'Udinese ha questa capacità, perché Udine è un po' come Cagliari, è una realtà che ha una forte impronta di identità col proprio territorio, e ci sono dei valori molto importanti che la società vuole trasmettere ai giocatori, e quindi diciamo che quando arrivi a Udine ti accorgi che sei in una realtà diversa rispetto magari a tante altre società. E Zaniolo è stato bravo molto Runiec lì, perché è chiaro che Zaniolo, lo sappiamo tutti, il suo grande limite è stato sempre il carattere, non l'aspetto tecnico, perché nessuno può mettere in dubbio le sue qualità. Però il caratterialmente è stato un ragazzo, è un ragazzo molto emotivo. Runiec, forse gli è servito proprio un sergente tedesco alla Runiec, che l'ha saputo coccolare ma anche instradare nel farlo diventare uomo. E quindi Zaniolo quest'anno ha avuto un anno straordinario, gli è mancato solo la ciliegina sulla torta, che era la convocazione in nazionale, ma per il resto ha avuto il secondo bambino, si è sposato, quindi anche a livello personale sta diventando uomo, quindi sta cominciando a entrare in una seconda parte, bravissima, una seconda parte della vita dove ti dà più equilibrio, quindi di conseguenza hai la testa anche forse più libera di giocare a Udine, dove puoi anche permetterti una ragazzata e ti viene perdonata, perché se la faceva a Roma, ci ricordiamo poi cosa succedeva a Roma appena faceva una virgola fuori dalle linee guida. E quindi è chiaro che è un giocatore recuperato, e io ripeto, è un bene per l'Italia intera, perché Zaniolo è il numero 10 italiano più forte che c'è, è probabilmente l'unico giocatore offensivo che ti può stappare la partita, è un giocatore che contro l'Irlanda del Nord sarebbe servito come il pane, e ringraziamo Tonali che l'ha sbloccata da solo su una palla vagante. È un giocatore che con la Bosnia sarebbe servito come il pane. È un giocatore che ha anche la personalità di tirare calci di rigore. Io continuo a essere allibito, ma non è perché sono di parte, Cioè,
L'abbiamo sentito i pareri nazionali sulle convocazioni, cioè secondo me l'esclusione più a sorpresa è stata proprio quella di Zaniolo, perché proprio in partite come Irlanda del Nord e Bosnia, dove le squadre si chiudono dietro e tu devi avere la capacità di stappare la partita, avere un giocatore che anche dai 30 metri calcia e ti fa gol, non ci sono in Italia purtroppo. Esatto, infatti. Non esistono sono più. d'accordo. Cioè, se con la Bosnia dobbiamo giocare col 4-5-1 e Palestra prima punta, palla lunga su Palestra, cioè che è bravissimo, è fortissimo, ma non è il suo ruolo l'attaccante, fa un altro ruolo Palestra. Questo fa capire quanto io sia rimasto allibito dalle convocazioni, e paghiamo ancora una volta. Però adesso pensiamo al futuro, basta ancora piangere sul passato. Io nel nuovo ciclo azzurro, vediamo che sarà il CT, mi immagino Zaniolo al centro. Assolutamente. Ti chiedo, Ale, rispetto all'andata, cosa è cambiato nell'Udinese? È una squadra, vabbè, al di là che hai detto comunque gli obiettivi sono raggiunti, però l'Udinese è una squadra che magari va a vincere a Milano e poi magari perde in casa partite assurde, quindi è una squadra anche, soprattutto per chi la segue, tu la segui quotidianamente, non è facilmente decifrabile. Allora ti chiedo come è cambiata rispetto all'andata e anche che tipo di Udinese ti aspetti a Cagliari. L'Udinese si sta prendendo una nomea particolare, cioè sta diventando l'incubo dei bookmaker, perché non sai mai che Udinese scende in campo, perché quando fanno le quote dicono cosa succede oggi, perché come hai detto tu può vincere a Milano e poi la giornata dopo perdere in casa col Parma, che è paradossale. Perché? Perché l'Udinese, diciamo che è stata una stagione particolare rispetto alla gara d'andata, che se non ricordo male era ottobre, eravamo in quel periodo dell'anno lì, 5 ottobre se non ricordo male. Era un Udinese all'inizio della sua stagione, un Udinese che ha avuto un mercato molto tardivo. Zanoli e Zaniolo sono arrivati il 1° settembre a Udine, e quindi è chiaro che è una squadra che aveva perso i suoi punti di riferimento come Toven, Bigliolo e Lucca, si è dovuta ricostruire. Quindi l'Udinese, vista l'andata contro il Cagliari, è un Udinese in piena fase di costruzione, e adesso invece è una squadra anche un po' più matura, che ha trovato le sue certezze, che ha uno stile di gioco molto pragmatico, molto da Bundesliga, perché ovviamente ricopre un po' le idee di calcio dell'allenatore, e quindi è una squadra che magari non è spumeggiante dal punto di vista del gioco, non fa divertire come magari fa divertire il Como di Fabregas, però è una squadra concreta, è una squadra che non sai mai come affrontarla, è una squadra che se si difende col blocco basso tu non riesci a trovare spazi per far avere una conclusione pulita, ma se tu ti esponi troppo ti può far gol in contropiede, basti vedere Milan-Udinese 0-3. Milan ha avuto il 66% del possesso palla, 0 occasioni pericolose tranne quella di Salamakers, che poi Okoye ha fatto il miracolo. L'Udinese ha fatto 3 gol in contropiede, ma poteva farne anche 4, 5, 6 se avesse avuto un po' più di precisione sotto porta. Quindi è chiaro che è una squadra veramente difficile da affrontare, una squadra che arriva matura, come ti dicevo, perché ormai c'è stato un percorso di crescita anche dei vari giocatori chiave, perché Attà è un giocatore completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto all'andata contro il Cagliari, e Kellenkamp posso dire lo stesso, Davis, Zaniolo, manco giocava Kellenkamp nella prima parte, quindi capito? Quindi è una squadra veramente tanto matura, ed è una squadra che però soffre molto quando affronta avversari che si chiudono dietro e non ti lasciano spazi, perché ovviamente ha delle caratteristiche nei propri giocatori che quando ci vuole il tiki-taka, il possesso palla veloce, magari le combinazioni nello stretto, va più in difficoltà. La gara dell'andata col Cagliari ce la ricordiamo, l'Udinese è andata molto in difficoltà proprio per la scelta poi di Pisacane di fare quel tipo di partita lì. Che partita mi aspetto? Mi aspetto una partita difficilissima, anche per quello poi me lo dovete dire voi, ma mi dicono che farà molto caldo. Quindi sicuramente, questo sicuramente. Mi aspetto anche se è prevista anche pioggia, attenzione. speriamo, Quindi, perché diceva... sabato alle 3, cioè lì non so chi ha fatto la programmazione, ma sabato alle 3 piuttosto mettetela di venerdì sera, perché a Cagliari sabato alle 3 la gente va al mare, nessuno va a lo stesso che ha fatto Bologna-Cagliari a mezzogiorno e mezza domenica. Ecco, cioè, capito, è lo stesso genio della lampada. Esatto. Sarà una partita difficile, esatto, sarà una partita molto difficile a livello di ritmo, ma penso da parte di entrambe le squadre, però magari il Cagliari è un po' più abituato, quindi sarà una partita difficile, non mi aspetto grandi ritmi, mi aspetto una partita molto lenta, ma anche per colpa del clima poi di conseguenza. E io penso che il Cagliari abbia tutte le carte in regola per mettere in difficoltà l'Udinese, perché comunque il Cagliari è una squadra che non ha mai abbandonato la sua identità nel corso della stagione. Questa è una cosa che gli va dato merito a Pisacane, perché molti allenatori quando lottano per la salvezza cambiano molto, no? Cercano sempre di trovare la soluzione che ti porta punti, e
E Pisacane è stato molto invece lineare, quindi può essere un Cagliari veramente che vuole chiudere bene la stagione, può mettere in difficoltà l'Udinese. L'Udinese dovrà fare una partita matura, cioè una partita dove sai che arrivi come squadra favorita, dove sai che dovrai provare a imporre tu il proprio gioco e dove sai che magari il Cagliari ti lascerà qualche volta la palla per cercare poi di punirti in contropiede. E quindi è chiaro, a quel punto di vista lì dovrei fare un giro di palla non passivo ma attivo, cercando di andare a fare male. Quindi lì bisognerà vedere che partita sarà. Io penso non sarà una bella partita da vedere, purtroppo non credo ci divertiremo Anche molto. noi abbiamo quella sensazione, lasciate la palla. No, era proprio la mia domanda era su questo, ma Alessandro ha già in parte risposto, cioè come mettere in difficoltà l'Udinese da parte del Cagliari. In base a quello che hai detto, mi sembra di poter dire che se il Cagliari dovesse provare a giocare come ha fatto con l'Atalanta, l'Udinese rischia, no? Un po' anche per le sue caratteristiche. Sì, l'Udinese è una squadra che adora non far giocare l'avversario. Cioè ha questa caratteristica qua, secondo me è la miglior squadra in Italia nel saper non far giocare l'avversario. Il Como veniva da 17 gol nelle ultime 5 partite prima di venire a Udine a affrontare l'Udinese, il Como ha fatto 0 tiri in porta. Perché l'Udinese è molto brava in questa caratteristica e di conseguenza è molto brava nel far scoprire l'avversario, perché avendo giocatori di gamba come Zaniolo, Davis e Kellenkamp eccetera eccetera, quando hai campo, hai spazio per punire in contropiede, ovviamente è l'arma in più dell'Udinese. È una squadra tedesca, cioè se noi andiamo a vedere Friburgo-Eintracht, dici boh, questa è l'Udinese di Runic, cioè più o meno giocano così. E quindi è chiaro che il Cagliari, se vorrà imporre il proprio gioco, dovrà essere una partita dall'alta qualità tecnica, perché il Cagliari è una squadra che ovviamente ha un'inferiorità fisica importante rispetto all'Udinese. L'Udinese è la squadra più alta d'Europa, è la squadra più fisica della Serie A, quindi questa componente qui, quando magari ci sono i duelli individuali, le situazioni di palla inattiva o semplicemente quando l'Udinese si difende col blocco basso, cioè vedi 10 muri e dici dove passo? Cioè non sai dove passare, quindi ci vuole una qualità di produzione offensiva importante per il Cagliari, cosa che può fare. Però è chiaro che all'andata io mi ricordo molto bene che il Cagliari si è difeso alla grande e l'Udinese ovviamente si è anche innervosita perché non riusciva a trovare spazi e quindi in conseguenza il Cagliari ha fatto la cosa che forse quest'anno ha messo di più in difficoltà l'Udinese, innervosirla, cercare di farle fare il tipo di partita, il piano di partita opposto rispetto alle sue caratteristiche, quindi più una partita da big che deve provare a scardinare il blocco basso della squadra avversaria, e quindi l'Udinese in quella partita lì ha fatto davvero fatica. Io penso che se il Cagliari fa una partita come l'andata può fare punti. Se vuole provare a imporre il proprio gioco, mi aspetto allora un Cagliari che dall'alta qualità offensiva, cioè non di uomini, ma proprio di produzione di gioco. Ecco, allora lì dopo è chiaro che l'Udinese può andare in difficoltà, però è una squadra che è anche difficile da sorprendere perché ha nell'individualità dei giocatori clamorosi. Io lo continuo a dire a tutti, godiamoci Umar Solé finché è a Udine, perché Umar Solé, per esempio, ti faccio l'esempio, quest'anno io non l'ho mai visto andare in difficoltà e ha marcato attaccanti fisici, attaccanti brevilini, attaccanti che ti giocavano sulla palla lunga veloce, attaccanti che giocavano nello stretto, mancini, destri, tutto, li ha affrontati tutti e li ha marcati tutti, che da Thuram a Nico Pass a compagnia bella. Quindi è chiaro che anche per un Cagliari bisognerà cercare di magari giocare dall'altra parte del campo, paradossalmente, Esatto. e essere molto veloci, perché se poi l'Udinese ha tempo di rientrare in difesa e posizionarsi davanti a Okoye diventa difficile poi impensierirla. Anche perché in quella fascia, tra l'altro, c'è palestra, quindi sarà anche una bella situazione. Bisogna Sempre capire che non faccia lo scherzo che ha fatto che contro lo sposta a l'Atalanta. sinistra. Oppure non metterlo direttamente, certo, magari sorprendere. Ti chiedo, Ale, un discorso in generale sull'Udinese, perché è comunque una società che c'è da tanto tempo in Serie A, ma che ha un'identità anche tattica precisa, cioè il famoso 3-5-2 dell'Udinese è un qualcosa che anche qualche allenatore, ma anche lo stesso Runiai ci ha provato in determinate situazioni, magari anche in emergenza con la difesa a 4, però di base è un 3-5-2 l'Udinese, cioè l'allenatore viene scelto quasi per il tipo di gioco che deve fare l'Udinese,
rispetto all'idea stessa dell'allenatore. Quasi l'allenatore si deve adattare a quello che è l'identità dell'Udinese. Almeno questo visto dall'esterno. È così oppure c'è qualche cambiamento in corso? No, diciamo che non c'è un'imposizione di modulo. Ecco, questo è sfatiamo un grande mito. Ecco, che Ok. tutti dicono, ah no, la società impone di giocare col 3-5-2. No, semplicemente la filosofia della società e l'identikit di allenatore, che poi viene scelto di volta in volta, porta a un giocare con questo tipo di modulo qua. E la grande, poi dopo, terzo fattore, il grande terzo fattore che ti porta a giocare bene o male sempre con questo sistema di gioco è il tipo di giocatori che vai a comprare. L'Udinese cerca giocatori fisici, strutturati, e quindi è chiaro che quando hai dei centrali così, se li metti 3 belli chiusi dietro, fai una difesa di alto livello. Se provi a giocare a 2 coi terzini che si muovono e vanno su e giù, è chiaro che dopo devi avere centrali davvero molto, molto, molto forti, se no succede che prendi tanti gol. Quindi anche per la struttura, no? Prendi sempre un Wallace, un Carlson, per esempio, come mediano, che sono dei recupera palloni, e non prendi mai un regista che magari ti gioca 2 tocchi e scappa via. Sì, aspetta un attimo che sono in diretta. Aspetta un attimo. Scusa, adesso mi sposto subito. Sì. Scusate, Tranquillo, scusatemi. E quindi da quel punto di vista lì è sempre una squadra che va a scegliere un tipo di giocatore ben definito e quindi ti porta a giocare così. Rooney ci ha provato a cambiare idea. È chiaro che poi dopo Rooney secondo me si è dovuto anche scontrare con il livello della Serie A, perché magari la sua idea di gioco era talmente tanto diversa che magari l'Udinese poi non faceva i punti necessari per salvarsi, allora si è dovuto un attimo adattare. Però come vedete è un Rooney che si sta sempre di più abituando alla Serie A, e molte volte adesso l'Udinese fa una versione avanzata del 3-5-2 che è il 3-4-2-1. 2-1, Quando giochi con 2 sottopunte è chiaro che diventi sempre più pericoloso. Assolutamente. Fra, un'ultima domanda per Ale? No, direi che l'11 titolare probabile di questo Udinese Cagliari. Dipenderà molto da come staranno Carlson, Bertolo e Davis, perché è chiaro che se stanno tutti e 3 bene giocano loro 3. Il resto sarebbe potremmo vedere Mlacic in caso in difesa come terzo assieme a Christensen, che si sposterebbe al centro, e Solé, in caso Bertolo non abbia magari la condizione per partire dall'inizio, e Zibue e Camara come esterni, con di conseguenza Attà, Carlson se recupera, se no magari potremmo vedere un Eckellenkamp Miller, un Eckellenkamp Piotrowski a completare il reparto di centrocampo, e davanti Zaniolo e Davis se sta bene, se no di nuovo Buxa. Quello dipende un po', siamo a giovedì, di solito Rooney si aspetta addirittura il venerdì pomeriggio per togliersi gli ultimi dubbi, quindi ti posso dire, anche se è strano, è ancora un po' presto. Capibile. Perfetto Ale, grazie mille, ti lasciamo ovviamente al tuo lavoro, grazie, ci sentiamo sicuramente questi giorni per vedere un po' anche le ultime news. Saluta anche tutta la combricola, ovviamente. Sì, grazie a voi per l'invito, un saluto e buona trasmissione. Mille a te. Ciao, buon lavoro, un abbraccio. Ciao. E ringraziamo tanto Alessandro Vescini di DAZN-Tuttoudinese. Insomma, Fra ci ha fatto un po' un focus sull'Udinese. Ovvio che è una squadra, l'abbiamo detto, squadra fisica, squadra che conosce bene la Serie A, squadra che non ti regala niente, e quindi verrà a Cagliari a fare la sua partita. Poi vediamo se sarà una partita balneare o comunque se sarà una partita combattuta, fluviale. Anche fluviale. O balneare o fluviale. Vedremo che tipo di partita sarà. Mi hai tagliato in due il braccio. Lo so. Tra l'altro, stai perdendo sempre più carne nel frattempo, perché si è allargato perché c'hai oggi come... Vabbè. Sono ancora di più. Tra un po' ci sarà proprio il blocco. Mi metto una bandana verde così completa diretta. Potrei fare uno scherzo del genere. Vediamo quando sveglio i giorni. Non vedo l'ora. In questo momento catartico. Sì. Assolutamente. Va bene. Mi pare che possiamo... Direi che ci siamo. Chiusa la settimana con Buongiorno 131. Stasera ci sarà Fanta 131, presumo alle 18. Tante volte che dico 17:30 e poi ogni volta la devo spostare, quindi mettiamo alle 18. Così nel caso la spostare alle 18:30. Oggi è giovedì. Ok, quindi non c'è nessun tipo di... Ok, quindi
Va bene come orario, perfetto. Niente, domani ci sarà la vigilia, giusto? Domani c'è per i Torres e poi la vigilia, Per i anche Torres, perché insomma ricordiamo che sabato gioca anche la insomma, Torres a ci Sestri sarà Levante questo contro il Bra. incrocio. Esatto, nel play-out di andata, nella finale play-out di andata, appunto per restare in Serie C. Sabato sarà un sabato di fuoco, quindi preparatevi perché insomma ne varrà sicuramente la pena tra la di fatto possibile salvezza del Cagliari e appunto la gara d'andata della Torres. E quindi ci vediamo domani 18:30 con Aperi Torres e 19:30, adesso vediamo un po' per la vigilia, quindi devo capire un po' l'orario e la location soprattutto per la vigilia. Comunque ci siamo. Comunque presenti, ecco, questa è la cosa Esatto. importante. Va bene. Grazie mille. Va bene? Invece Grazie con Buongiorno 131 ovviamente poi torniamo lunedì dalle 10, certo, iniziamo una nuova settimana e ci sarà anche Cagliari Social Arena lunedì sera alle 18:15. Quindi insomma, very good. diciamo ogni giorno ci vediamo, tranne domenica, ecco. Venerdì, sabato siamo comunque presenti. Meno male. No, almeno domenica. Che domenica. Okay. Però noi ci manderemo la foto giusto per vederci. Ma penso proprio di no, sinceramente non credo che ci sarà questa eventualità, anzi bloccato per un giorno. Esatto. Va bene. Grazie a tutti ragazzi, buona giornata e buon lavoro a tutti. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.